Ciao a tutti, io sono Alessandro Azzeni e oggi vi parlerò di boomerang nuragico. Il boomerang nuragico è un'arma proposta già da diversi anni da alcuni appassionati della ricostruzione che hanno osservato, in particolare su un bronzetto e su altri bronzetti nuragici, questi bastoni piegati da loro ipotizzati come dei boomerang simili ai bastoni africani. Questa ipotesi è stata proposta diversi anni fa da diversi gruppi di appassionati che hanno ricostruito questa sorta di boomerang simile a quello australiano. Secondo alcuni di questi ricercatori, tali boomerang verrebbero lanciati contro il nemico e potrebbero o meno ritornare indietro. Personalmente mi sono dedicato alla ricostruzione di questo oggetto che inizialmente presentava una sorta di cupolina nel suo apice. Questa cupolina non aveva molto senso se non alla luce di altri esempi. L'arma in questione è stata ricostruita osservando un bronzetto in particolare, che è quello conservato al Museo Archeologico di Firenze. Tale bastone non si osserva in nessun altro bronzetto nuragico. Tuttavia esistono dei bronzetti, specialmente quelli dei cosiddetti capitribù, che portano un bastone con una cupolina in cima, presentandolo di fronte a sé. Altri bronzetti invece portano dei bastoni che presentano delle costolature e che stranamente anche questi sono piegati. Nella mia ricerca mi sono occupato sia del cosiddetto boomerang che dei bastoni costolati curvi. Secondo chi aveva proposto queste armi, il bastone piegato, che fosse costolato o meno, sarebbe stato utile per aggirare l'avversario, aggirare lo scudo o catturare addirittura la mano che impugnava lo scudo, ma questo, da prove pratiche, è assolutamente improbabile, perché si vede chiaramente che un'arma realizzata in questo modo non potrà mai catturare il braccio avversario se non colpendolo al massimo, ma di certo non riuscirebbe a catturare il bordo o tantomeno la mano di chi tiene lo scudo. Questa è una possibilità molto più agevole, ad esempio con un'ascia, in cui catturare il bordo è sicuramente una delle azioni possibili da fare nel combattimento. Questa ipotesi sui bastoni costolati e sui cosiddetti boomerang è risibile, poiché per come è stato proposto il boomerang, ad esempio, non potrebbe neanche volare. Inizialmente nella mia ricostruzione era presente una cupolina che risultava inutile, poiché lanciando tutto l'oggetto, questa cupolina rimaneva agganciata alla mano e il bastone non sfuggiva, rendendo quindi il gesto molto più complicato. Nella successiva realizzazione ho visto che uno di questi boomerang realizzati da questi ricostruttori era praticamente una tavola piatta. Una tavola di questo tipo non può assolutamente volare, poiché quello che permette al boomerang di galleggiare sull'aria, a seconda di quanta forza gli viene impressa, sono le forme particolari date alle due estremità dell'oggetto, che assomigliano alle ali di un aereo, opposte ed inverse. Girando si crea portanza e l'oggetto riesce a volare in aria. Come è stato ricostruito, questo boomerang è assolutamente inutile. A osservare bene il reperto originale si è visto che l'oggetto era assolutamente cilindrico. Era un bastone cilindrico normalissimo, piegato. Questa è la risposta a cui sono giunto a seguito degli esperimenti e delle prove. Il bastone che tengono i bronzetti
come quello da Firenze, non è né più né meno che il bastone che tengono invece i capotribù e che spesso risulta dritto. E questo lo si può notare dalla cupolina posta in cima ai bastoni di capitribù e al bastone del bronzetto da fuoco. Risulterebbe quindi che il bastone portato dal bronzetto di Firenze, presunto boomerang, non sia nient'altro che un pezzo di bronzo, per come è stato realizzato in questa statuina, che si è piegato a causa di un masso che magari gli è caduto sopra o di come era deposto nella terra. Questo fa quindi riflettere sul vero significato della statuina, che probabilmente si tratterebbe di un capotribù in armi, con armatura, simbolo del potere, e uno strano oggetto portato sulla spalla che assomiglia a questo oggetto costolato. Questo dettaglio quindi farebbe riflettere sulla reale identità di questo guerriero, ipotizzabile nella realtà come un capotribù in armi. Per quanto riguarda i bastoni costolati cosiddetti curvi che si vedono nei bronzetti, anche questi non sarebbero altro che degli oggetti piegati e, più nello specifico, io penso che siano delle spade votive. Queste armi sono delle spade inermi fatte per essere utilizzate in luoghi di culto, che molto semplicemente si sono piegate nei bronzetti a seguito della loro deposizione in luoghi di culto, dove spesso venivano sepolti dalle macerie o dove addirittura sono stati strappati dai tombaroli, quindi c'è predoni di tesori, o nei tempi antichi persino dai nuragici. Il bastone costolato quindi non sarebbe utilizzabile in combattimento, perché una volta superata la protezione dello scudo, il bastone semplicemente andrebbe a toccare la persona senza procurare alcun danno. Diverso è nel caso in cui si usi un'arma come questa, una cosiddetta sica supina gladiatoria, in cui la punta dell'oggetto, ovviamente essendo un'arma in acciaio, è affilata e appuntita, e anche mancando l'avversario, solo semplicemente strisciando, provoca un danno considerevole. Nel mio libro Guerreris dai bronzetti alle statue di Multiprama sono spiegate molto più approfonditamente queste tematiche, e per chi volesse ordinarlo può farlo su Amazon o su IBS semplicemente digitando Guerreris di Alessandro. Spero che il video sia stato di vostro gradimento. Ci ritroviamo su questo canale per archeologia, storia, rievocazione storica e scherma storica della Sardegna. Un caro saluto e grazie. Ciao!